Io faccio partire il video, Visberini, ma manca ancora un minuto e onestamente può succedere di tutto. Gli ingiocabili quali sono? Nessuno, perché l'Inter che si riteneva ingiocabile e il Barcellona che noi pensiamo sia ingiocabile, ma in realtà tengono una difesa a centrocampo senza alcuna considerazione nei confronti di sai, fare qualche preventiva, pensare che magari un contropiede te lo possono fare perché hanno i mezzi per farlo. E Yamal continua a dare gas, però io sono molto, tra virgolette, sono molto tranquillo perché ero partito combattuto. Io ho messo pausa ai miei sentimenti, nel senso che il mio obiettivo, quello là, la hot take, la unpopular opinion, cioè io volevo col Bayern magari una bella mazzata per fare mamma mia la Sommer, volevo per farli magari perdere qualche certezza, no? Rafinha, mamma mia, che poi diventa il sottovalutato, insomma, fa la parata. Ehm, Quello non avviene e poi la mia soddisfazione arriva, che poi si è vista in campionato, nella mazzata col Milan. Allora nel momento in cui arriva la mazzata col Milan, io adesso che sono davanti all'Inter, io devo pensare solo a me stesso. Cioè non mi dovrei più preoccupare di quello che fa l'Inter. Possono andare in finale di Champions, possono vincerla, Araujo e quell'altra la possono vincere, possono deprimersi, possono ringalluzzirsi di nuovo. Se il Napoli fa il suo dovere non c'è storia, veramente possono fare quello che vogliono. Nel frattempo c'è un po' di entusiasmo in città, non si parla più dell'ipotesi per esempio dello spareggio, non si parla più di quell'ipotesi là perché noi siamo davanti e quindi si fanno una serie di discorsi anche sulle squadre che devi affrontare. Io calcolo, ma parliamo della partita però, perché poi vi dico una cosa alla fine perché ha parlato di Lorenzo e ve la dico alla fine, se no lasciate il like per questa partita che comunque toglie energie. Thuram, cioè quelli sono riusciti, l'Inter l'aveva preparata ovviamente sui cambi di gioco larghi, out wide, perché si sa che loro tengono questa difesa a centrocampo e non riescono a coprire tutto il campo anche in ampiezza. La squadra è corta e stretta e quindi con i loro cambi di giochi da una parte verso Dumfries per esempio hanno creato le loro difficoltà. Il gol di Thuram è incredibile, poi di tacco quell'altro scivola pure, Martinez mi pare che è scivolato, insomma un po' di fortuna, però poi legittimano perché il gol di Dumfries, e ritorniamo al discorso dei calci piazzati, e ce ne aveva parlato Conte onestamente, i calci piazzati non solo l'altezza, perché poi si parlava col gruppo Telegram l'altezza media e ci arriviamo, insomma calcio d'angolo, l'Inter va 0-2, ovviamente il Barcellona fa quella partita là, che stia 0-2, che stia 0-1, che stia perdendo, vincendo, fa sempre quella partita là. Quindi si mettono là, l'Inter magari tende a schiacciarsi un po' di più perché avete fatto 2 gol in trasferta ed è finita 3-3. È un risultato che penso che tutti avrebbero firmato per il 3-3, è in casa loro e adesso te la vai a giocare con il favore del tuo pubblico e non è poco. Insomma, l'Inter si abbassa e il Barcellona fa la sua partita. Lamine Yamal. La considerazione è che non tutti hanno visto subito, poi penso che la telecronaca si è detto, io me la sono sentita in inglese per togliere qualsiasi cosa, infortunato, nel senso che ha avuto un risentimento, ha risentito un dolorino all'inguine, insomma, e si parlava, esce prima, riscaldamento, eccetera, eccetera. Poi io ci ho riflettuto, che siete a 17 anni, ma voi vi ricordate a 17 anni eravamo tutti fatti di gomma? Cioè non c'è nessun problema, ti alzi, giochi, poi dopo magari senti un problema, lo senti più in là, ma c'è la partita, io potevo cadere pure dal quinto piano a 17 anni e non mi facevo niente, figurati questi qua. Di conseguenza la Yamal fa un gol che non esiste al mondo
e prende pure una traversa dove là la tocca Sommer fa 2 o 3 parate importantissime, poi arriva il gol di Torres, il lancio di Pedri è qualcosa di straordinario, Rafinha fa rifinitura di testa, fa gol facile per Torres, dopodiché cominciano un po' di defezioni, perché Koundé out, esce Koundé, problema fisico, Lautardo, molto bugiardo, avete sentito? A rischio squalifica anche altri 2 di loro. Non fa niente. Out anche lui, quindi entra Garcia, entra Taremi, poi esce anche Martin ed entra Araujo, e poi anche Di Marco, che evidentemente non sta al meglio, con l'ingresso di Carlos Augusto. Secondo tempo onestamente un po' più lento, non c'è stata quella pressione, anche il giro palla più veloce del Barcellona del primo tempo, li ho visti un pochino più compassati, onestamente. Ho visto l'Inter più pronta magari a ripartire, quelle poche volte, perché poi non te lo fanno fare. Il Barcellona cosa di incredibile? È la riaggressione che hanno, non ti danno il tempo di uscire palla al piede, se perdono palla ti riaggrediscono subito. Ma se tu li superi la prima linea di pressing del Barcellona vai in porta, perché la difesa è a centrocampo e l'unico che segue è Pedri. L'unico che fa un po' di fase difensiva anche quando hanno perso la palla è Pedri. Gli altri, la Yamal, lo stesso Rafinha, Torres, stanno troppo lontani, Dani Olmo, non la fanno tutta quella rincorsa. Di conseguenza esistono gli 1 contro 1, esistono le cose. Ma nemmeno serve quello, perché l'Inter crea delle situazioni, ma poi la sbloccano di nuovo da calcio d'angolo, con un altro stacco di testa di Dumfries. Un'altra considerazione, quel braccio dove Barella si sbraccia, l'ha presa col braccio, ma gioca prima. Cioè, tu per protestare, potevi anche avere tu ancora il possesso di palla, per protestare non continua, e poi dopo pure chiedono un fallo di mano, dove invece Araujo l'aveva preso con la cosa. Questa è una questione anche di mentalità, ma queste sono cose mie personali. Quindi addirittura 3-2 per l'Inter, e poi Rafinha tira un missile da calcio d'angolo, però la finta di Yamal e il missile di Rafinha, dove là c'è anche un po' di sfortuna da parte di Sommer, perché quando sei saltato bene, ti prende la traversa, ti prende sempre dietro, e capita sempre, e quindi risulta autogol. L'altezza media 1,80, 1,79, 1,80 per il Barcellona, l'Inter di altezza media è 1,90, e queste cose poi si fanno sentire, specialmente se batti bene i calci d'angolo. Addirittura però per un centimetro, perché poi parliamo di 1,90 così, per un centimetro, una puntella Mkhitaryan si è trovato in fuorigioco, altrimenti staremmo parlando di 3-4 per l'Inter. Quindi non esistono ingiocabili, esiste una squadra che secondo me ne esce rinforzata da questa trasferta. L'Inter ritrova un po' di entusiasmo, potrebbero essere, il contraltare essere spompati, insomma svuotati di energie dopo lo sforzo fatto in Champions. Esistono sempre le due possibilità, ragazzi, non esiste una verità. Vanno avanti, quindi si stancano così, oppure vanno avanti, quindi le vincono tutte sulle ali. Non esiste la verità, noi la vogliamo cercare perché vogliamo avere più certezze, ma la verità non può esistere. E quindi Yamal prende una traversa sul finale che pure non esiste proprio, perché è un giocatore, tiene 17 anni ed è quello a cui tutti si affidano. La palla va verso di lui, è una calamita, perché tiene personalità tecnica, inventiva. Forse si deve anche togliere da mezzo che la deve prendere per forza sempre di esterno col sinistro. Beh, ci riesce e lo fa. Alle volte facendo così guadagna un tempo di gioco, anche per questo lo fa, però è un talento alla sua età, che già tiene 100 partite nel Barcellona, è qualcosa di sovrannaturale. Secondo me ne sentiremo parlare in futuro, scherzi a parte. Non so, veramente non so come accoglierla da tifoso del Napoli questa cosa in prospettiva campionato, perché possono valere entrambe le cose, e me lo potete dire voi in chiusura.
non mi volevo permettere, mi sono mantenuto, ho fatto solamente un post sui mini social e mi sono arrivati gli insulti perché non si può parlare del 77 che invece adesso è il numero 7 e che nell'altra semifinale fa assist tac, 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 di esterno, di esterno, di esterno, di esterno, di esterno, assist per Dembélé. E poi un mezzo rigore, che lo so che non è rigore a tutti gli effetti, però lo abbraccia, insomma, un principio di abbraccio, e poi si lascia cadere il 77, ma il Paris Saint-Germain si porta avanti e gioca bene contro una squadra serissima come l'Arsenal, e quindi c'è quest'idea folle che ho io, che se l'Inter va avanti, che andasse avanti anche il Paris Saint-Germain, e poi in finale che deve succedere le cose, se proprio uno vuole pensare agli altri così. Io onestamente ho guardato queste partite di Champions proprio per staccare la mente, perché la mia testa sta volando sulle varie possibilità, dove sono le partite, dove possiamo perché non sono solo 4 partite, noi stiamo avanti, quindi sono le 4 partite nostre, i padroni del nostro destino, e ci siamo. Ma io conto anche le 4 partite dell'Inter, perché se loro dovessero inciampare un'altra volta, e uno si sentirebbe un pochino più tranquillo. E non preoccupatevi se vi dicono ma comunque scarsi, non si vince così un campionato, perché guardate l'Inter come ha giocato stasera, cioè non mi fare male, rilancio, corriamo appresso al pallone. Alle volte, quando devi giocartela così perché queste sono le tue armi, altre volte puoi fare la voce grossa. Il Napoli non poteva fare la voce grossa, quest'anno specialmente, ma almeno non prendiamo buchi, non prendiamo le ripartenze, siamo la squadra che prende meno ripartenze, e non è un caso. Quindi sono tutte riflessioni a margine. È quello che ha detto Di Lorenzo, perché gliel'hanno chiesto. Dice, ma tu te la sei guardata la partita di Kvara? Come no? Certo che me lo sono guardata. Kvara è fortissimo, ci sentiamo, io ho mandato un messaggio e gli auguro di vincere la Champions League. Se lo dice Di Lorenzo, lo accettate? Oppure rispondono tutti, a me, a Cirque Due Is, basta, cioè, hai rotto il cazzo. Si può ragionare così, perché a me, per staccare un attimo la spina da quelli che sono i nostri impegni, io un po' di calcio internazionale me lo godo, e me lo sono goduto a guardare le giocate, la tecnica, le scelte anche tattiche di allenatori che non sono i nostri, in un calcio che va a 200 all'ora, perché si vede proprio pesante la differenza tra il calcio europeo di questi livelli e il calcio italiano, che onestamente sì, è molto tattico, ma a volte io ho visto che mia moglie che ha guardato la partita del Barcellona, si è entusiasmata, dice è exciting, perché sono più veloci. Invece quando guarda il campionato italiano è come quando noi guardiamo le partite della MLS, va? Diciamo così. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate un like, perché non ci interessa, possono vincere, possono perdere, mi dite voi nei commenti cosa ritenete sia più utile, ma poi alla fine la verità non ce l'ha nessuno in tasca.